Solo per un breve cenno, perché mi sembra che si è discusso poco forse del tema sanitario e secondo me invece andrebbe rimarcato come non solo abbiamo una pandemia, ma come ha detto qualcuno dovremmo prendere atto in questa manovra dalle ingenti risorse, fare tesoro di quello che sono le lezioni della pandemia e quindi avere una visione di futuro e avere qualche provvedimento che incida su quelli che sono le criticità che ancora questa regione evidenzia, ma anche avere una visione di quello che è la sanità del futuro per cercare di, con queste risorse, mettere in campo delle strutture efficaci che diano risposte ai cittadini. Guardando tra l'altro il documento di economia e finanza 2023, vedo che nella relazione del Presidente Federica non si parla di sanità, si fa un accenno alla pandemia, ma solamente per parlare del superamento della crisi economica che il Friuli-Venezia Giulia ha mostrato rispetto a quelli che sono i dati di occupazione, ad esempio, o i dati economici, o quelle che sono le risorse importanti che ci troviamo qui a dover decidere dove allocare. Per cui un documento di economia e finanza dove il Presidente non parla nella sua presentazione del documento di sanità, ma in realtà anche la parte dedicata alla sanità è abbastanza scarna. Non entro nel dettaglio, ma solo per fare un esempio, non si parla della revisione del sistema dell'emergenza-urgenza. Sappiamo che in quest'Aula abbiamo discusso molto del sistema dell'emergenza-urgenza, io ho ricordato più volte anche a questa maggioranza che anche nel programma di 4 anni fa votato da questa maggioranza c'era una visione importante del sistema dell'emergenza-urgenza, aspettando di vedere quello che sarà il piano regionale per l'emergenza-urgenza, qui non si parla neanche del piano o dell'eventuale visione futura che questa maggioranza vorrà dare e gli indirizzi che questa maggioranza vorrà dare a quel piano. Si parla solamente del recepimento del numero unico 116-117 e poi si parla di altri temi come ad esempio le residenze sanitarie assistenziali la telemedicina, teleassistenza, quelle che saranno anche l'applicazione appunto del PNRR. Però nonostante questo, quello che ci ricorda anche la Corte dei Conti con i documenti di parifica del rendiconto generale che sono stati anche emanati il 22 luglio scorso, sappiamo che abbiamo avuto nel 2021, ma abbiamo ancora adesso, un continuo aumento della spesa sanitaria che pesa sempre di più su quello in proporzione sul bilancio della Regione. Un aumento che per il 2021 è stato quantificato per quanto riguarda il fronteggiare l'emergenza pandemica a 5,5% in più, che sul bilancio, come vi dicevo, ha beneficiato anche di importanti trasferimenti nazionali che sono stati vincolati appunto a spese legate all'emergenza, ma soprattutto in questa relazione si continua a parlare di alcune delle maggiori criticità che la nostra sanità manifesta, che sono quella della carenza del personale, e penso al servizio dei medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale, ma anche agli infermieri e agli altri operatori sanitari. Il tema della carenza del personale, che lo ricordo per l'ennesima volta, ma che resti pure a verbale, io insieme con gli altri colleghi dell'opposizione abbiamo chiesto a ottobre dello scorso anno di avere un'audizione di tutte le organizzazioni sindacali sul tema della carenza del personale, che è stato poi ripreso anche dagli stessi sindacati con vari comunicati stampa e quindi si parla di un tema che la Commissione ha affrontato, che i miei colleghi e che io abbiamo sollevato in Commissione, su cui però non abbiamo avuto modo di confrontarci. Tra l'altro adesso da ultimo era stato rinviato, adesso non so se probabilmente gli ordini degli infermieri non avevano dato la disponibilità a fare un'audizione qualche giorno fa, però si continua a rimandare audizioni, non sappiamo neanche se potremo avere tutte le audizioni per parlare di questo tema importantissimo, e la Corte dei Conti, no, ma anche i cittadini ci ricordano che alcuni servizi non ci sono. E quindi abbiamo da un lato un aumento delle risorse,
dall'altro segnalazioni della Corte dei Conti, dei cittadini, ma anche di report nazionali, penso all'Istituto Sant'Anna di Pisa con il monitoraggio cosiddetto bersaglio, che monitora 12 regioni, 10 regioni e 2 regioni statuti speciali, e che evidenzia come nel 2021 noi non solo come indici dell'Istat abbiamo avuto siamo stati i peggiori per quanto riguarda la mortalità di Covid, Udine, primo Comune, secondo Trieste. E tra l'altro anche nel report qui si vede la differenza tra l'aspettativa di vita che abbiamo noi nel 2021 in Friuli Giulia e le altre regioni. Ma evidenzia come gli indicatori delle performance sanitarie sono peggiorati molto di più che nelle altre regioni e ci vede quindi il report bersaglio, il fanalino di coda insieme con la regione Basilicata, con importanti criticità su temi appunto come l'obsolescenza tecnologica, che è stato tema di un emendamento di qualche mia collega, sul tema dell'appropriatezza per quanto riguarda i ricoveri, sul tema della capacità di fornire risposte anche per malattie molto gravi come tumorali, quindi con riduzioni importanti dei volumi nel 2021, quando altre regioni nel 2021 sono riuscite a recuperare le prestazioni non fatte nel 2020, noi invece abbiamo avuto un ulteriore peggioramento e quindi abbiamo questo report che evidenzia dove gli indici sono più peggiorati che migliorati, a differenza di quasi tutte le altre regioni. Per cui una situazione non rosea, in cui i soldi investiti purtroppo non trovano un risultato importante per quanto riguarda il miglioramento dei servizi, ma che sicuramente questo non è colpa degli operatori sanitari che sono impegnati in prima linea e che anzi vorrei ringraziare perché continuano a gestire una situazione difficilissima, anche testimonianze anche di qualche giorno fa dei sindacalisti, con la forte pressione che hanno i pronto soccorsi. Abbiamo comunque una pandemia anche d'estate con numeri importanti di contagi, fortunatamente gli ospedali non hanno la pressione che avevano un anno fa, ma sappiamo che il numero di operatori positivi al Covid, il numero di ore di straordinario che devono fare gli operatori sono comunque importanti. Per questo, tra l'altro, io ho presentato anche un emendamento che è identico a quello presentato lo scorso anno dalla Giunta per aumentare le risorse, le RAR, le risorse aggiuntive regionali. Le RAR, che ricordo, lo stanziamento base è uguale a quello degli anni scorsi, per cui spero che questo emendamento sia accolto o comunque fatto proprio dalla Giunta con un eventuale altro emendamento, però credo che dal centro epidemiologico spero che venga anche considerato l'altro emendamento che abbiamo presentato, che è quello del centro epidemiologico regionale salute e ambiente, perché credo che, come evidenziato anche da alcuni report nazionali, penso alla task force ministeriale ambiente e salute, a tutt'oggi la nostra regione non ha un approccio praticamente solo emergenziale a quello che è il tema della salute e dell'ambiente, e quindi il recepimento di quello che è l'approccio One Health, di cui si è parlato anche precedentemente con la mia collega Dal Zovo. Questo rapporto dice che a livello regionale ci sono dei tavoli di lavoro tematici ambiente e salute che vengono attivati solo in situazioni emergenziali, e quindi c'è assoluta necessità di non avere un approccio emergenziale con tavoli che vengono attivati solamente in maniera occasionale, ma avete una struttura che noi immaginiamo incardinata in ARCS, che possa supportare, possa essere da raccordo tra la parte sanitaria e l'Agenzia e l'ARPA, e fornire informazioni rilevanti su quello che è il percorso, il pericolo di esposizione a malattie, e orientare quindi i decisori pubblici nelle scelte, cosa di cui abbiamo visto l'importanza proprio gestendo questa pandemia che purtroppo ha avuto grosse criticità anche in questa regione. Il tempo è scaduto, per cui presenterò gli altri emendamenti all'interno dell'articolo 8. Vorrei solo dire che è veramente un peccato che non si veda né una visione né stanziamenti
importanti su alcuni temi che noi abbiamo sollevato, come il tema dell'ambiente, il tema della salute, e che non ci sia neanche una volontà di questa regione di essere veramente speciale, magari tutelando maggiormente i nostri cittadini rispetto al tema dell'azzardo, dove invece, come volontà di questa maggioranza, è stata quella di abdicare alle continue proroghe nazionali.